È andato alla Unitas Sciacca che si è imposta ai rigori sulla Castrum Favara il primo trofeo Salvatore d'Oro dedicato al giornalista dirigente della società favarese recentemente e prematuramente scomparso. A lui è stata intitolata anche la sala stampa dello stadio Brucoleri di Favara al termine dell'incontro che ha visto le due squadre in un allenamento congiunto proprio contendersi il trofeo dedicato al giornalista. Presidente Marrone, un omaggio importante per questo nostro collaboratore. Sì, effettivamente Totò era una persona a cui si dedicava anima e corpo per noi e noi lo ricordiamo sempre come un esempio da seguire, perché era una persona che metteva tutta la sua passione per il nostro calcio, per la nostra Pro Favara. Era la sua seconda casa, come diceva Beppe Piscopo. E noi l'abbiamo ricordato in questo modo, che diciamo che rimane tra noi sempre presente. Appunto, Salvatore non è morto, è qui con noi, è presente, lo ricorderemo sempre. E voglio ringraziare a nome mio di tutta la mia famiglia, la squadra, la società per tutto quello che ha fatto e continua a fare per lui. Grazie. Un applauso ancora. Il trofeo dedicato a Salvatore d'Oro ha dato modo ai due tecnici di testare la preparazione delle due squadre in vista dell'inizio dei due rispettivi campionati. Il primo tempo ha visto una leggera supremazia dell'Unitas Sciacca che ha messo in seria difficoltà i locali, poi Castrum Favara nella ripresa è riuscita in alcune triangolazioni e ripartita, ma si denota ancora una difficoltà. Sicuramente qualcosa da correggere in vista del campionato nazionale di Serie D che proprio la prossima domenica ha l'incontro di Coppa Italia con l'Enna per poi arrivare alla prima giornata di campionato sempre in casa con l'Enna. Ma sentiamo le impressioni dei tecnici. Ho visto una squadra un po' in difficoltà sotto l'aspetto fisico. Innanzitutto devo ringraziare i ragazzi che 4-5 ragazzi sono scesi in campo in condizioni precarie perché abbiamo avuto un virus, si è rischiato anche di saltare la partita. 3 sono scesi in campo, 2 come Scalia e Palermo sono rimasti a casa. Mirabelli è venuto stamattina e ha fatto mezzo tempo, però io credo che sono contento sull'applicazione, sbagliamo tanto passaggi, ancora c'è tantissimo da lavorare, abbiamo affrontato un avversario importante. Devo fare i complimenti allo Sciacca e Angelo Calfano per la partita che hanno fatto, sicuramente hanno fatto un'ottima partita rispetto a noi. Noi il secondo tempo forse siamo stati un po' più brillanti, siamo stati più corti, abbiamo avuto delle occasioni, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, però sappiamo quello che dobbiamo fare. Sono sereno perché credo che questa squadra può fare, lavorando in questo modo, con questa applicazione, può fare un buon campionato. Mister, ma siamo un po' distanti dalla porta avversaria, sì, naturalmente. Sì, siamo lunghi, nel senso che in questo momento sbagliamo, al primo passaggio lo sbagliamo e ci allunghiamo molto. Sicuramente i fraseggi sono molto lenti e questo ci dà difficoltà ad attaccare la profondità e attaccare con grande forza la porta avversaria, però credo che c'è tempo, abbiamo ancora 15 giorni per prepararci contro l'Enna. La partita di Coppa Italia ci servirà ancora una volta a aumentare i minuti di gara e credo che con tanta serenità, sapendo di essere sulla buona strada. Io non sono preoccupato, sono cosciente che questa squadra può fare bene, anche se ci serve qualche elemento, perché abbiamo snellito la rosa. Oggi eravamo in 18, credo che con la società faremo qualcosa di importante per rinforzare questa rosa che
quello che è stato importante è che le squadre si sono affrontate con grande rispetto, nessuno si è fatto male, che è la cosa più importante. L'importante era provare un po' a migliorare le condizioni fisiche, quindi siamo contenti dell'allenamento fatto. Il risultato non importava, credo, a nessuno. Che campionato sarà per l'Unitas Sciacca? Ma guarda, noi abbiamo un obiettivo importante, quello di fare un campionato importante, quindi l'abbiamo detto alla vigilia, stiamo lavorando abbastanza bene, sono contento sinceramente perché i ragazzi si sono messi a disposizione con grande impegno. È normale che in questo momento si soffre perché da 20 giorni che lavoriamo, già da domenica inizia la prima partita ufficiale, quindi anche oggi abbiamo fatto un passo in avanti nella condizione fisica, questo era importante. Direttore, finito il calcio d'agosto, se così lo possiamo chiamare, le varie partite di allenamento, oggi in realtà c'era un trofeo e adesso insomma ci aspetta il vero calcio, quello dei punti. Ma sì, aspettando le partite ufficiali e cercando di recuperare tutti i ragazzi che purtroppo con tutta la settimana abbiamo avuto problemi di virus, i ragazzi stavano quasi tutti male. Palermo ancora è coricato, abbiamo portato qua di America, Deiana pure, Alex Scalia pure, il Mirabelli fino a ieri sera aveva febbre a 39. Vorrei vedere questa squadra al completo una volta sola e poi magari farmi delle idee. Una squadra al completo e che lotta per un punto? Assolutamente sì, stiamo valutando alcune situazioni chiaramente con la società perché qualcosa la dobbiamo fare. È inutile qua, non mi nascondo e dire che sto lavorando dietro le quinte per migliorare ancora di più la squadra, ma ripeto, il gruppo è sano, sono convinto che con qualche piccolo miglioria faremo un bel campionato. Commentavamo con il mister che siamo un po' distanti dalla porta avversaria. Siamo distanti perché c'è tantissimo lavoro, carico di forza e quindi i ragazzi sono molto imballati, ma ripeto, oggi parlare di vedere una squadra così è inutile, sarebbe assurdo. Noi dobbiamo vedere la squadra al completo, con qualche situazione che andremo a sistemare e poi ne parliamo. Io quando poi ci saranno i punti allora mi sbilancerò.